Nuova operazione contro il narcotraffico internazionale. Da questa mattina 50 finanzieri, con il supporto aereo del reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia, stanno dando esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere, che coinvolge 14 persone tra Italia e Colombia e che si aggiungono ad altre 7 già arrestate in flagranza di reato in seguito alle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Trieste con il coordinamento della DDA, che ha portato al sequestro di oltre 7 quintali di cocaina e 700.000 euro in contanti. A finire nel mirino degli inquirenti è l'Esercito de Liberación Nacional, il gruppo paramilitare rivoluzionario del paese sudamericano, i cui interessi criminali nel mercato della droga toccano Stati Uniti ed Europa. Un anno fa il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Trieste aveva sequestrato 4,3 tonnellate della medesima droga e arrestato 38 persone, tra cui esponenti del clan del Golfo colombiano. Attraverso la collaborazione con l'autorità giudiziaria e la polizia colombiana, unitamente all'agenzia statunitense Homeland Security Investigation e la Guardia Civile spagnola, oltre agli emissari del cartello, sono stati individuati diversi gruppi criminali acquirenti di origine francese, marocchina e collegati a realtà di 'ndrangheta e camorra operanti in Lombardia, Campania e Calabria. Durante le operazioni sono stati utilizzati agenti undercover così da ricostruire i legami dei produttori sudamericani con gli acquirenti in Italia e i collegamenti tra questi e le figure di mediatori. Le consegne controllate sono state 15 effettuate nei primi mesi di quest'anno dai finanzieri, in sinergia con l'autorità giudiziaria, tramite le quali, oltre a identificare broker e grossisti, oggi destinatari della misura cautelare, sono stati arrestati anche trasportatori e fiancheggiatori. Il valore di acquisto della droga per le organizzazioni si aggira sui 15,5 milioni di euro. Sul mercato finale ne avrebbero fruttati dai 70 agli 80 milioni di euro. La Guardia di Finanza ha anche sequestrato 8 automezzi, di cui un auto articolato. Venerdì 29 settembre a Gorizia, Open Day dei corsi di laurea in relazioni pubbliche e magistrale in comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni dell'Università di Udine. Dalle 10 alle 13 nell'aula magna del Polo di Santa Chiara si terrà il tradizionale Welcome Aboard, aperto a tutti gli interessati. Professionisti e laureati dell'Ateneo che sono affermati nel mondo della comunicazione spiegheranno agli studenti le caratteristiche e le prospettive occupazionali dei 2 corsi di studio dedicati alla comunicazione. Saranno illustrate le peculiarità dei corsi, la varietà delle figure che operano nel settore della comunicazione, fornite informazioni sulle abilità richieste oggi nel mondo del lavoro e sulle opportunità di sbocchi futuri. Giovedì 28 e venerdì 29 settembre si terrà la prima edizione delle giornate cardiologiche udinesi, il primo evento generalista organizzato dalla struttura di cardiologia di Udine ed avente come temi principali lo scompenso cardiaco e le cardiomiopatie, la cardiopatia ischemica e la cardiologia interventistica coronarica e strutturale, la prevenzione cardiovascolare e la diagnostica cardiologica multimodale e l'elettrofisiologia e elettrostimolazione. L'evento, patrocinato dall'azienda sanitaria udinese universitaria del Friuli Centrale e dall'Università degli Studi di Udine, dall'Ordine dei Medici e Chirurghi di Udine, dal Comune di Udine e dalle maggiori società scientifiche cardiologiche italiane, sarà articolato in 2 giornate con una sessione infermieristica dedicata.